non può essere qualcosa per qualcuno e non per qualcun altro. Noi stiamo rivendicando semplicemente una migliore amministrazione, una miglior gestione della cosa pubblica e questo deve essere un vanto per tutti gli italiani. Poi c'è, in qualche posto forse si fa prima, in qualche posto si fa dopo, ma mai contro nessuno. Questo non deve essere assolutamente mai l'intendimento di un popolo che è andato a votare. Ho votato convintamente per l'autonomia del Veneto, ma non certo con l'idea di allontanarci dal resto del paese. Lo precisa il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, perplesso anche sulla richiesta di statuto speciale portata avanti dal governatore Luca Zaia. Io penso che sia anche un tentativo di rafforzare la posizione al tavolo negoziale, voglio vederla semplicemente come, diciamo, tutto sommato una tattica per poi ottenere qualcosa in più, ma questo insomma dovrà dirlo il Presidente nelle sedi competenti. Per quanto ci riguarda noi non pensiamo allo statuto speciale, noi intendiamo semplicemente avere la possibilità di poter valorizzare quello che c'è. Quanto alle autonomie per la città metropolitana, Brugnaro ne ha parlato nelle scorse ore col premier Paolo Gentiloni, incontrato a Roma prima della sua visita veneziana. Per noi, elenca il sindaco, le priorità sono il rifinanziamento della legge speciale, le competenze dell'ex magistrato alle acque e la possibilità di gestire il turismo per conto nostro, facendo pagare qualcosa anche a chi visita Venezia in giornata. E naturalmente il rilancio dell'industria, perché se riparte Porto Marghera, riparte tutto il Veneto. Noi staremo sempre dalla parte di chi vuole lavorare, di chi vuole costruire il futuro dei giovani, sempre e comunque, non solo in Veneto, in tutta Italia. Il Veneto può dare l'esempio, a Venezia vogliamo dare l'esempio e basta, non vogliamo dire niente di nessuno e tantomeno contro nessuno.